Eccoci di nuovo collegati, amici di Fanner, qui sul campo del Garbaglia, dove le squadre stanno facendo di nuovo il loro ingresso in campo per disputarsi questo secondo tempo di questa 17ª giornata della Serie A. Vi abbiamo lasciato con un parziale di 1-0 durante la prima frazione di gioco, una partita dove forse con tutta probabilità la Roma ha fatto vedere qualcosina in più dal punto di vista anche della manovra e dell'intensità. Non per questo i ragazzi di maglia giallorossa sono in vantaggio per 1-0. Ricordiamo anche una grandissima traversa colpita sullo 0-0 da parte del De Angelis, con un tiro dalla propria difesa di Battaglia. È ripreso intanto il gioco con la Roma che ha battuto e adesso prova subito a lanciare avanti. Roma che adesso attaccherà, come avrete voi intuito, da destra verso sinistra, e De Angelis logicamente che risponde dall'altra parte. Il tiro, il palo e la palla che termina fuori, un'azione incredibile, un tiro incredibile stampatosi sul palo che ha attraversato tutto lo specchio della porta per terminare poi fuori, vicinissima al raddoppio in apertura di ripresa alla squadra della Roma Calciotto. Non se l'aspettava nessuno questa conclusione, veramente per poco. Comunque, si ritorna con il De Angelis in possesso di palla. Il lungo rilancio alla fine controlla Meddi. È entrato in campo anche il giocatore Roberto De Angelis, che adesso vedrete scendere qui davanti alla nostra postazione. Qui c'è un fallo giustamente sanzionato dal direttore di gara, con Alfonsi che va a dare una mano, a rialzarsi. Attenzione il tiro, si stava giocando ma praticamente in maniera non ufficiale. Ancora qualche problemino per il giocatore della Roma a terra. Si tratta di Liotti, speriamo nulla di grave, zoppica un po'. Ricordiamo anche che oggi per la prima volta in questa Lega sono in campo, o meglio, sono tra campo e panchine presenti 3 arbitri, di cui uno appunto tra le 2 panchine controlla che la situazione non degeneri, come è capitato in alcune partite della scorsa settimana. Tornando sul terreno di gioco, c'è la Roma che sta per battere questo calcio di punizione, battuto adesso, la palla davanti, il controllo del numero 11 che ricomincia da dietro, l'inserimento di Pisapia, la palla dentro e poi appoggia in calcio d'angolo il difensore del De Angelis, ma ancora brividi. È salito anche Paoli, palla battuta bassa dentro. Di testa, anticipa, poi di nuovo De Angelis in possesso di palla, Alfonsi, il controllo, si guarda attorno con un colpo con l'esterno del piede, cercava di allargare, non ci è riuscito, Zani con l'esterno, va a lungo, oltre la metà campo, Valentino mette giù molto bene Valentino, poi lancia lungo, capisce tutto qui, il difensore della Roma, che fa ordine e riparte adesso per vie centrali con il suo numero 11, la tiene ancora, tiro rimpallato da De Angelis, poi la palla a sinistra su Zappellini. In realtà si trattava di Gross. De Angelis controlla, poi appoggia su Valentino, che guarda avanti a sé, fa partire il cross, intercettato con il petto, ancora una volta a metà strada il cross di Valentino. Lungo la fascia destra il pallone offerto al numero 10, Liotti, che non ha controllato e la palla si è perduta oltre la linea bianca dell'out. Zani ancora su De Angelis, ancora su Valentino, può avanzare un po'. Meddi torna su Valentino, ora Meddi guadagna un fallo laterale
da quella parte. Battuto da Zappellini, però c'era stato un intervento del direttore di gara. Vediamo che cosa dice. C'è da ripetere, probabilmente il punto di battuta non era esatto. E quindi ancora Zappellini, quindi con le mani rimette in gioco i suoi. Il tentativo di tiro da parte di Cioffi, respinto per il suo tiro. Ancora un fallo laterale, ha rimesso in gioco gli uomini in maglia nera. E poi l'appoggio completamente errato qui del difensore del De Angelis. Appena 5 minuti primi di gioco nel corso del secondo tempo, 1-0 per la squadra ospite, che con un palo per poco non trovava anche il raddoppio in apertura di secondo tempo, appunto. Azione un po' confusionaria da quella parte, era salita la squadra in maglia giallorossa, poi non se n'era fatto nulla, siamo già dall'altra parte, con la conclusione addirittura, coperto bene il primo palo da Goletti però. Goletti che invoglia, incita i suoi, poi con le mani appoggia molto male però, molto male la battuta di questo calcio di rinvio. Alfonsi mette giù la palla, si riparte da dietro, ancora con Alfonsi, davanti a sé, restituisce la palla, sempre l'alieno, lo cercano adesso in tutte le maniere, in tutte le salse. Il numero 6 continua a portare la palla, si trattava di battaglia, Meddi, Alfonsi con il destro, l'appoggio, eccolo, in possesso di palla, il tiro di Alfonsi, improvviso, respinto in calcio d'angolo, già battuto ancora su Alfonsi, e poi il lunghissimo traversone dall'altra parte che aveva anche controllato l'esterno d'attacco, ma non era riuscito a tenerlo in campo. Ancora un lungo rilancio con le mani e il De Angelis alla fine che fa ordine con il suo portiere. E può ripartire. Giacinti. De Angelis. Ancora Giacinti. È tornato dietro anche il giocatore numero 6, ovvero Battaglia. Ancora Battaglia riceve davanti per Meddi, che attendeva che la palla uscisse per guadagnare questo fallo laterale. Si ritorna dietro dalle parti di Zani, che con i piedi ci riprova a sinistra. Alfonsi torna indietro a prendersi la palla, Meddi allarga sul compagno di squadra, poi alla fine ancora Alfonsi, colpo sotto. Qualche problemino adesso per la Roma a riorganizzarsi, a riuscire. Chiaramente ricordiamo che con un gol sotto il De Angelis deve provare a fare la partita adesso. Grossa ha messo giù e allargato quasi bene, poi il campo era finito, Liotti non è riuscito a impossessarsi di questo pallone. Ancora Giacinti, la porta finché può, si guarda attorno nel frattempo, illude un avversario, poi allarga a sinistra. Ci riprovano per vie centrali con il solito Alfonsi che allarga molto bene dall'altra parte. Il controllo dell'esterno di centrocampo, palla che torna dalle sue parti, attende che termini fuori e guadagna il calcio d'angolo, già battuto, secondo palo, Giacinti già aveva preso la mira, poi il tiro alto di poco, bravo Giacinti qui. Riparte la Roma in mezzo al campo. Sarà fallo laterale per la Roma che ne approfitta per disporsi oltre la propria metà campo. Sul pallone Pisapia con le mani, quindi va a lungo a cercare l'ingresso in area di rigore. C'è stato un colpo involontario, si chiariscono i due giocatori, tutto a posto. E si riprende a giocare
con il De Angeli che tenta di distendersi sul terreno di gioco. Alfonsi in possesso di palla, prova, vuole qui le finte del numero 6 del De Angelis, che torna dalle parti di Roberto De Angelis, presidente e allenatore di questa formazione. Buona adesso la manovra degli uomini in maglia nera con il numero 6 che prova da solo, poi si incaponisce e la perde tra due giocatori. Riparte la Roma Calcio 8 con la suola del piede, Pisapia controlla lungo il versante sinistro, partita comunque che rimane bella. Si ritorna avanti dalle parti del giocatore numero 11. Poi adesso hanno qualche difficoltà forse a mantenere il possesso di palla lì davanti gli uomini in maglia giallorossa. Indelicato, va a dar fastidio. Giacinti però si libera di lui, poi allarga molto bene su Roberto De Angelis che controlla il pallone, lascia partire un traversone interessante di testa, attenzione, la palla che termina al lato di poco. Buono lo spunto personale del terzino del De Angelis. Poi la palla che termina oltre la linea dell'out, battuto, Alfonsi si gira, appoggia con il piatto del piede, tiro ancora respinto. Sarà calcio d'angolo. Non è così, non è così. Sembrava anche a noi ci fosse stata una deviazione, non l'ha sanzionata il direttore di gara. Quindi Roma si rivà con Indelicato che mette giù il pallone, poi viene fermato. È troppo lontano, non chiacchiera, corri, non chiacchiera. E c'è un po' di caos adesso in campo. Si parte con la battuta di questo fallo laterale, la Roma con il suo centrocampista che controlla, si accentra, fa partire un tiro alto sopra la traversa. Giacinti. Sinistra su De Angelis, il cross deviato, si impossessa del pallone la squadra in maglia nera. Il tiro da fuori di Giacinti, si distende il portiere che allontana la minaccia. E poi Zani, presa sicura con le mani, appoggia a sinistra. Alfonsi. Si nota il temperamento adesso dei ragazzi padroni di casa. Purtroppo per loro ancora non sono riusciti a pervenire al pareggio. Quando siamo al 13° minuto di gioco, tutto fermo per calcio di punizione che verrà battuto dai ragazzi della Roma Calcio 8. Battuto lungo, svetta Giacinti, in qualche maniera la palla che torna nel giocatore tra i piedi del giocatore Alfonsi, si rivà a sinistra, di nuovo Alfonsi che adesso svaria in tutto il reparto centrocampo, palla lunga di petto, c'è una spinta sanzionata dal direttore di gara e sarà calcio di punizione. Ricordiamolo, da quelle posizioni il piede caldo di Alfonsi può sempre essere interessante. Intanto c'è qualche chiarimento in campo con i due direttori di gara. Fanno rispettare la barriera adesso ai ragazzi della Roma. Ancora in vantaggio, Roma ricordiamolo, ancora in vantaggio al 14°. Sono 3 gli uomini in barriera. Vicino a loro anche un giocatore in maglia nera. Ripetiamo, sul pallone c'è per il De Angelis c'è Alfonsi. Vicino a lui Giacinti, vediamo che succede, ancora qualcosina da chiarire. Arbitro che fa sistemare ancora al meglio la barriera della Roma.
ed è praticamente quasi tutto pronto, ma c'è ancora qualcosina. Eccolo il fischio del direttore di gara, Alfonsi, la rincorsa, il tiro alto. Non ci sono state deviazioni, per cui si riprenderà con un calcio di rinvio. Va con le mani in realtà il portiere, molto lungo, poi di petto capisce tutto il difensore in maglia nera. Su Battaglia che ha appoggiato male, non ha trovato Alfonsi che cerca di andarsi a riprendere il pallone, forse un colpo in faccia, Alfonsi a terra, c'è l'intervento del direttore di gara. Si chiariscono i ragazzi delle due formazioni un colpo involontario che aveva colpito in un occhio o comunque in faccia il giocatore del De Angelis, nulla di grave fortunatamente. Chiaramente sono andati a sincerarci delle sue condizioni e si riprenderà comunque con un calcio di punizione per i ragazzi in maglia nera. Sotto di un gol al 16° sul prato del Garbaglia in questa 17ª giornata di campionato. Il lungo rilancio di Goletti. Mette giù, poi Gross si allarga con il mancino, appoggia sul compagno di reparto indelicato, Gross riceve ancora, interessante l'iniziativa personale, tiro respinto con il ginocchia dal portiere Zani. Abbiamo visto un Zani in ottima forma, tanto è stato chiesto un time out. Se non andiamo errati anche qualche interessante intervento c'era stato nel corso del primo tempo da parte del portiere Goletti. Quindi una interessante serata per gli estremi difensori delle due compagini. Vedete, ecco la terna arbitrale. Parlottare, ricordiamolo per l'ennesima volta, è la prima situazione in cui nella Lega, nella Serie A perlomeno, ci sono 3 direttori di gara in campo. In realtà 2 sono in campo e 1 controlla che tutto proceda al meglio dalle parti delle panchine. Quasi finito il time out. Secondo tempo che per il momento è stato giocato piuttosto alla pari, forse il De Angelis ha mantenuto un po' di più il possesso di palla, è anche ragionevole, comprensibile perché è la squadra in maglia nera che deve recuperare il match. Notiamo che in apertura di secondo tempo una traversa aveva impedito di raddoppiare comunque alla Roma. Tutto sommato sì, una partita sostanzialmente equilibrata, che riprende ora con questo fallo laterale dopo la concessione del time out terminato pochi secondi fa. 18 minuti primi non proprio effettivi, ci sarà qualcosa da recuperare. Battuto questo fallo laterale, il giocatore Gross aveva tentato di controllare, non c'era riuscito, poi da fuori la deviazione, angolo. È giusta Luca, è giusta. Vedete Zani dannarsi nel tentativo di sistemare l'uomo sul palo. Tanto il calcio d'angolo è stato battuto, ancora la Roma in possesso di palla, si gira bene qui l'attaccante, poi la conclusione da fuori. Alta. Dice che non c'è deviazione, quindi il direttore di gara. Di testa svetta l'attaccante, non riesce a mantenere il pallone in possesso dei suoi, quindi Goletti su Paoli, lungo, di testa, mette giù Giacinti, poi il numero 3 Lembo che si gira bene, appoggia sul portiere che con il mancino subito lancia i suoi. Ancora Lembo aveva combattuto da quella parte ed è riuscito a conquistarsi un fallo laterale con le mani già battuto, quindi ha colpito però le ginocchia del compagno di squadra che gli ha restituito un brutto pallone.
però sarà punizione, da qui non avevamo capito, è calcio di punizione anziché fallo laterale adesso. Sul pallone indovinate un po' chi va? Il solito Alfonsi. La distanza è proibitiva per provare in porta, però in questo sport e con quel piede tutto potrebbe succedere. 2 uomini in barriera per la Roma, Goletti che si sgola, la rincorsa corta di Alfonsi, il tiro non molto potente, rimpallato. E poi il pallone che è terminato oltre la linea dell'out, Roberto De Angelis non è riuscito a mantenerlo dentro. Fallo laterale quindi che sta per essere battuto in questo istante con Seferi che prolungava o perlomeno ha tentato di farlo il pallone. Qualche contatto, siamo dalle parti della bandierina d'angolo con Giacinti che controlla delicatamente il pallone con il petto, che allarga dall'altra parte, mette giù il terzino del De Angelis, addirittura prova la conclusione totalmente alta. 21 minuti primi, ci sarà qualcosa da recuperare, chiaramente è stato un time out, ci sono state alcune interruzioni da parte del direttore di gara, quindi ci sarà, ripetiamolo, da recuperare. Comunque la partita che è nel pieno vivo della sua storia, appena 1-0 il divario tra le due formazioni, però adesso attenzione, non riceve palla Seferi, ha messo fuori il giocatore in maglia nera. Ancora però qui c'è una tiratina di maglia giustamente sanzionata dal direttore di gara, più vicino con tanto di cartellino giallo a un giocatore del De Angelis. Posizione lì per un mancino che non è affatto male, se si vuole tentare la conclusione verso lo specchio della porta. Sul pallone c'è, se non andiamo errati, Cossu, col sinistro respinto dalla barriera, poi Zani con un saltello si impossessa della sfera, l'ha messa giù tra i piedi di Giacinti che già aveva appoggiato ad un compagno. Ancora Giacinti che riceve palla alla porta finché gli è possibile, poi allarga a destra. Alza la testa il terzino del De Angelis, la palla bassa, ha intercettato il tentativo di passaggio, si combatte sotto la nostra postazione, si gira molto bene l'attaccante della Roma che riceve ancora, poi capisce tutto il giocatore Lembo che allarga su Alfonsi, ancora con un tocchetto riceve Alfonsi, prova con il destro a servire. Fallo laterale, già battuto, Battaglia appoggia sul compagno Alfonsi che cerca di servire dietro. Attenzione alla ripartenza della Roma, ha fermato il tentativo però. Era stata interessante l'azione di Liotti, buona adesso l'iniziativa del De Angelis, palla dentro, intercettato il passaggio e scagliato lontanissimo, addirittura fuori dalla recinzione in fallo laterale. Altro pallone in campo. Si tratta di calcio d'angolo, scusate, non di fallo laterale, battuto morbido sotto, Paoli di testa, lascia il portiere con i piedi, lungo l'invio, troppo lungo, direttamente dall'altro portiere Zani. Alfonsi si è andato a riprendere la palla dal suo estremo difensore, sbaglia l'appoggio, può ricominciare però da dietro la squadra in maglia nera. Ecco Battaglia che controlla la sua maniera, poi appoggia dentro, riceve ancora, chiusa la triangolazione, buono ancora Battaglia, prova dalle parti della linea bassa dell'area di rigore, il tiro a girare, fuori però. Si rimane sull'1-0 al 24esimo, in un match combattutissimo, specialmente in questo secondo tempo, davvero un match combattuto. Lungo rinvio, svetta di testa il difensore e poi Zani. Alfonsi praticamente in ogni punto del centrocampo, appoggia sul giocatore Battaglia, ancora Alfonsi. Prova stavolta ad andare dentro, l'affondo, attenzione il mancino, alto però, con deviazione, calcio d'angolo. Sta cominciando a scendere anche qualche goccia
quando siamo ormai quasi allo scadere, dove la Roma Calcio 8 mantiene saldo il vantaggio. Qualche problemino lo vedete a terra per Goletti. Speriamo nulla di grave. Si rialza l'estremo difensore della Roma e dice che è tutto ok. Calcio d'angolo che verrà battuto alla destra dello stesso Goletti, dentro forte, direttamente dall'altra parte, non la tocca nessuno. Calcio di rinvio dal fondo per la Roma, che può amministrare, deve forse anche fare di tutto per mantenere il possesso di palla, dal momento che si trova in vantaggio per 1-0. Giacinti il tiro, controlla ancora Goletti vediamo, cerchiamo di capire se c'è calcio d'angolo o meno, mentre comincia, ripetiamolo, a scendere qualche goccia di troppo qui sul campo del Garbaglia. No, non è calcio d'angolo, questo l'abbiamo capito, per cui si riprende con la rimessa in gioco da parte del portiere. Lunga, potente, con le mani. Seferi ha controllato vicino alla linea del out, combatte una spinta, mantiene il possesso di palla, si gira molto bene Seferi, però ancora in possesso di palla, alla fine viene fermato e Giacinti può ripartire appoggiando a sinistra su Alfonsi, che poi va dentro sul numero 9, si torna dalle parti di Battaglia, molto bene con un numero, si gira ancora con la suola del piede, Battaglia, il tiro di sinistro al lato di poco. Bella l'iniziativa, lo spunto personale di Battaglia, palla che è terminata però al lato. Quando manca ormai davvero poco, il nostro cronometro segna 27, qualcosina ancora da recuperare forse. Da quel lato ancora cambio di passo di Seferi, interessantissimo. Però fermato tutto perché c'è un calcio di punizione per la Roma. Non abbiamo capito cosa è successo in questa circostanza, ha battuto comunque il calcio di punizione. Giacinti mantiene la palla, rischia qualcosina Giacinti, poi riesce a servire il terzino destro della sua squadra. Ancora Battaglia, fermato in fallo laterale, si combatte, partita molto bella comunque, ancora aperta, 1-0 il vantaggio per gli ospiti, non è finita. Deve provare gli ultimi affondi la squadra in maglia nera, ci prova adesso da sinistra con il pallone controllato dal giocatore che prova a servire dentro, in qualche modo allontana la minaccia, la difesa della Roma. Con la testa non poteva andare lì con le mani il portiere. Giacinti, ancora lui, prova l'appoggio davanti, poi prova un tacco velleitario qui il difensore del De Angelis, la palla che si perde oltre la linea di fondo. Con le mani, come al suo solito, la rimessa in gioco del portiere e in questo istante c'è il triplice fischio del direttore di gara che pone fine al match sul campo del Garbaglia. Finisce 1-0 per la Roma Calcio 8 in una bella e interessante partita tirata fino alla fine, dove con questa vittoria allungano proprio sul De Angelis, scusate, i ragazzi della Roma, portandosi a +5 in questa 17ª giornata della Serie A2.